Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, Giro del Mondo, tappa numero 40 da Los Angeles a Washington. Quindi tappa tutta americana, andiamo a sorvolare tutti gli Stati Uniti praticamente. Perfetto, direi di partire subito. Mettiamo il GPS, poi il nostro monte, GPS. Sono 1983 miglia. Sono con un Boeing 737 della American Airlines. Ok. Merda. Allora. Coda. Ok. Devo rimettere il GPS chiaramente perché questo non può rimanere con le nuove visuali, no? Ok. E andiamo. Dai vecchio mio. Siamo che già in rotta praticamente, perfetto, bene, bene, bene. Che differenza ho rispetto agli F-18, 2 ore ci mettono ad arrivare alla velocità giusta, che palle. Dai, 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 bello mio, dai. Vola! Un saluto anche a Los Angeles e andiamo verso Washington, la capitale degli States. Buono raga, ora siamo in rotta, 1860 miglia all'arrivo. E niente, partiamo con il nostro momento di super quarto. Allora raga, siamo partiti da Los Angeles, la città degli angeli, dobbiamo arrivare a Washington, che è la capitale degli Stati Uniti. Sorvoliamo tutti gli States praticamente, da ovest a est. Quindi sorvoliamo Phoenix, Denver, Dallas, San Luis, Indianapolis, Atlanta. A certe ci passiamo vicino e certe le sorvoliamo, però comunque sempre dall'alto, per cui già abbiamo visto che da vicino non si vede un cazzo, quindi da lontano ancora meno. Niente, non c'è altro per questa puntata di Super Quarti. Da Piero, Alberto e Gianpaolo Angela è tutto. Alla prossima. Buono raga, mancano 1000 miglia, praticamente siamo a metà strada. Mancano 2 ore sul GPS, sono un po' preoccupato perché ragazzi Washington ha tipo 3269 aeroporti. Il primo che vedo, il più grande che vedo vado, perché non ho voglia di rotture di balle. Sarà veramente difficile atterrare su quello giusto perché sono 500.000 basta, magari sono tutti quanti attaccati come a Los Angeles, quindi basta magari 1 miglio di distanza e vai a vaneggiare, fai l'epic fail come indiano andando a sbagliare l'atterraggio. Che altro dire raga, ormai manca poco all'uscita di nuovi giochi, non vedo l'ora veramente, ho in mente parecchie cose, soprattutto chiaramente sicuramente FIFA e PES avranno un ruolo importante, e poi purtroppo gli altri escono tutti ottobre-novembre, Far Cry, Assassin, tutti questi giochetti qua. Poi deve uscire su Steam un gioco troppo da ridere di WWE, una specie di parodia fatta un po' stilizzata e tutto quanto, lo compro assolutamente, quindi ci saranno molti vaneggi con quel gioco. E la modalità Universe ragazzi non penso di farla perché è un po' complicata, vediamo, insomma non ci sto ancora lavorando, purtroppo non è tanto fattibile per il fatto che volevo farla insieme al Bode, ma non è facile fare le due cose perché col lavoro, con tutto, essere presenti sempre non è facilissimo. Infatti avete visto anche col Made nel Giro del Mondo, alla lunga ho dovuto fare da solo perché sennò era impossibile, cioè in tipo avrei finito in 52 anni. Ok. Niente raga, il tempo è meraviglioso come sempre. E oggi prometto a tutti voi un atterraggio da super mega figo, un pro gamer di proporzioni cose. Ragazzi, mancano circa 600 miglia e qua va tutto regolare. Ormai ci siamo, insomma, più del viaggio è andato. Qua non c'è un cazzo. Ecco, vediamo un po' il nostro aeroplano. Guarda che bello. Eccoci qua.
Raga, ho visto che è uscito un gioco di Shogun, una specie di gioco un po' diverso, un po' stilizzata anche la grafica, molto diverso dal Shogun tradizionale. Volevo chiedere dei consigli se l'avete comprato, cosa, se è un bel gioco, se vale la pena. Quindi magari se avete voglia mi scrivete un commento, sì è bello, no fa cagare, no è una merda, no è divino. Perché sono indeciso se prenderlo o meno, ma dalla cioè vedendo un attimo i video mi sembra che la grafica sia un po' una cagata. Però se è bello il gioco, se è bello il gioco io sinceramente lo prendo volentieri. Però non, se ho anche il vostro parere sinceramente sono più tranquillo. Se qualcuno l'ha preso mi può scrivere un commentino. Raga, siamo a Washington, oddio, è notte, c'è il temporale. Era da una vita che non mi capitava il temporale. Porca, dai, va via, pioggia di merda. Aspetta che sono... Cazzo, devo vedere assolutamente la pista, ce l'ho qua all'aeroporto. Questo atterraggio di... Mamma, guarda che lampi, che spa. Temporalone mostruoso, raga. Ok. Aspetta, cerchiamo di trovare... Eccoci. Porca puttanona. Ok. Roger, Roger. Autorizzazione all'atterraggio. Roger, Roger. Affermativo. Lei può atterrare a Washington DC. Perfetto, abbiamo l'autorizzazione. Mancano 2 minuti, 7 miglia. L'aeroporto è quello giusto. Vaffanculo. Ma una vracchia di... cioè è duretta, ragazzi. Il temporale lo sento, Ok, non vedevo un cazzo prima. Spero che se non mi arrivino le nuvole proprio in questo momento. Faccio fatica a tenere l'aereo dritto. Già faccio fatica di mio. L'allineamento mi sembra buono, però. Catrota sto vento di merda. Perché non vado neanche in... super lampo, ragazzi. Temporali, il temporal. È qui il temporal. Porca miseriacciola, benedettus. Ok, siamo forse troppo in sala, andiamo ad andare un po' giù. Perché ho delle sbandate clamorose, cioè già sono una pippa. Allora. Ok, Roger, Roger. Che Dio me la mandi bene, buona Roger. Sono storto, cazzo, vaffanbrodo, maledetto gioco del cavolo. Ah, sta pioggia. Bello, bello, questo atterraggio mi sta piacendo molto, qualcosa di indescrivibile. Merda, vado anche in stallo, occhio che rischio anche lo stallo, non so come muovermi. Porca zoccola schifosa. Se mi tocca anche andare quasi in picchiata, che bello atterraggio sotto la pioggia americana. Attenzione. Ai ai ai. Questo è il momento catartico. Cathartic moment, cathartic moment. Gesù. Oddio. Eccoci. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, frena stronzo, frena stronzo. Dai che sta andando, 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 dai che sta... Cumendone pazzo, fioi, il cumendone ce l'ha fatta. Un applauso per il cumendone veneziano. Papà, arrivati. Sotto la pioggia... Siamo arrivati. Devo lasciare con un po' di lampi di Washington. Vediamo se ne becchiamo qualcuno. Comunque, raga, siamo arrivati anche sotto la pioggia. E vaffanculo Washington. Eccolo là il lampo. Boh, raga, che stanotte è andata. La prossima sarà Washington DC, New York. La grande mena. Raga, un saluto del comendone. Ciao! Pioggia, pioggia. Vaffanculo!